buongiorno a tutti. Ne approfitto per dirvi che farò solo un breve saluto e poi devo andare perché oggi hanno convocato in via straordinaria un incontro importante sul recovery con il governo, per cui abbiamo anche questo problema. Però ci tenevo ad esserci perché oggi, almeno nell'apertura, poi lascio il bollettino all'assessore Lanzarin, perché oggi, 18 marzo, è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, dal coronavirus. E ovvio è che noi adesso si fanno tanti bilanci rispetto a questa tragedia che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, e queste sono ore di bilancio. Io voglio solo ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Noi siamo una regione che è stata toccata duramente. Ricordo che siamo ancora l'8ª regione in Italia per mortalità, abbiamo superato i 10.000 morti. E ricordo anche che la tragedia l'abbiamo vissuta da vicino, perché non potrò mai dimenticare il fatto che si lavorava a mani nude a febbraio, quel 21 febbraio, e le settimane e i giorni successivi. Veramente l'idea del lavorare a mani nude dà l'idea, no? Senza nessun protocollo operativo, senza i dispositivi. Penso alla tragedia delle case di riposo, penso a tutto quello che è accaduto, no? Al fatto che all'inizio ci dicevano non utilizzate la mascherina perché non serve, i sintomatici, gli asintomatici. Fatto sta che il bilancio di questa tragedia è un bilancio pauroso a livello internazionale, con i numeri dei morti a livello internazionale e a livello ovviamente europeo, tutti gli stati sono stati toccati, e ovviamente a livello nazionale. E stiamo parlando di persone che hanno perso la vita e che a volte sono state anche purtroppo maldestramente liquidate queste morti da parte di qualcuno come me, ma tanto era anziano, ma tanto aveva altre malattie. Quante volte ci siamo sentiti dire è morto quel signore, ma sicuramente aveva qualcos'altro. Non posso neanche non ricordare che nei primi periodi addirittura c'era quasi la volontà di giustificare queste morti dicendo ma ne muoiono di più per l'influenza. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase ignobile? Anche un solo morto è una tragedia. Oggi noi dobbiamo ricordare e abbiamo l'obbligo di ricordare, lo facciamo volentieri in questa giornata, e veramente io ringrazio perché sia stata fissata una data per ricordare tutte queste persone. Ricordiamo tante storie di vita. Quante volte abbiamo detto che l'età media dei nostri morti è sugli 81 anni. Ce ne sono andati quelli che hanno fatto grande questo Veneto, ce ne sono andati coloro che hanno conosciuto l'emigrazione, ce ne sono andati coloro che si sono spaccati la schiena a lavorare per far grande questo popolo, ce ne sono andati coloro che hanno conosciuto la fame in molti casi, che hanno visto le guerre. Insomma, se n'è andata una parte di Veneto con questo coronavirus, e soprattutto se ne sono andate delle storie di questa comunità. Quante persone note o anche meno note se ne sono andate. Quante volte voi avete ricordato storie personali, no? Di intellettuali, di ristoratori, di uomini del mondo del volontariato, di medici, di lavoratori, di persone che si sono prodigate nel mondo dello sport per i giovani. Ecco, questo è il nostro bilancio. È purtroppo un bilancio che non possiamo ancora ricordare come un bilancio del passato, è un bilancio ancora purtroppo in vita, ed è un bilancio che ancora non ci permette di dire la parola fine. E quindi li ricordiamo, io direi, sicuramente con queste parole, con un pensiero, per chi crede con la preghiera, ma anche con l'impegno quotidiano per fare in modo che se ne esca velocemente. E ognuno di noi lo può ricordare anche semplicemente rispettando le regole, perché il rispetto delle regole ci limita l'infezione. Io non aggiungo altro, e prima di salutarvi chiederei veramente un minuto di silenzio, che è doveroso per una giornata come questa, che mai avrei pensato da governatore, mai voi da giornalisti avreste pensato di dover vivere e dover appunto portare avanti la memoria di quella che è stato un anno di assoluta tragedia e un incubo che vorremmo vedere finire quanto prima. Io non aggiungo altro.
Grazie. Io vi lascio all'assessore Lanzarin. Vi dico solo che domani ci sarà la professoressa Tacconelli e parlerà lei sapete che lei ha curato tutta la sperimentazione con i monoclonali e domani porterà anche i primi, siccome sono arrivati e oggi sono oggetto di cure monoclonali, porterà anche i risultati dei primi pazienti trattati e l'ho sentita anche molto felice dei risultati, per cui un aggiornamento sui monoclonali che è un altro fronte delle cure. Grazie. Buon lavoro. Scusate. Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo come ogni giorno con il bollettino, quindi i numeri della giornata. Poi oggi, come vedete, c'è sia il dottor Flora che la dottoressa Russo e con entrambi poi lascerò la parola ad entrambi per la situazione ospedaliera, soprattutto per quanto riguarda il dottor Flora e anche per le previsioni. Ne abbiamo parlato anche ieri rispetto appunto a rimodulazioni delle attività all'interno degli ospedali o comunque previsioni insomma che sono al vaglio in discussione insomma con i vari direttori generali rispetto ai Covid hospital e quant'altro. Invece con la dottoressa Russo presenteremo il nuovo piano di sanità pubblica e il nuovo piano di vaccinazione che sono appunto derivano da quelle che sono le circolari nazionali ministeriali e il piano nazionale. E poi cercheremo anche di rispondere in maniera puntuale, mi ero presa l'impegno ieri, a quelle che sono state tutte le varie osservazioni rispetto a chi stiamo chiamando e in che modalità, che così facciamo un po' di chiarezza e credo insomma che così insomma rassicuriamo, anche rassereniamo o comunque diamo informazioni corrette anche ai cittadini che ci stanno seguendo. Allora, partiamo con il bollettino. Test rapidi 3.592.796 più 21.640 rispetto a ieri. Tamponi molecolari 4.309.367 più 20.528 rispetto a ieri. Complessivamente, quindi rispetto alla giornata di ieri, abbiamo fatto tra tamponi rapidi e test molecolari 42.222. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.761. Di conseguenza i positivi delle ultime 24 ore, ossia i 1.761 sui 42.222 tamponi rapidi, test rapidi e tamponi molecolari fatti, ci rappresentano una percentuale del 4,17% sui positivi delle ultime 24 ore. Il numero totale dei positivi, quindi dal 21 febbraio ad oggi, è di 361.008, mentre il numero dei positivi ad oggi, che sono quindi ancora positivi e sono in isolamento in quarantena, sono 36.938, più 496 quindi. Andiamo alla parte ospedaliera che ci mette anche in evidenza come effettivamente il virus stia circolando e come quindi l'occupazione ospedaliera ci sta preoccupando. Allora, ricoveri totali per Covid 1821 più 14 rispetto a ieri e questi sono i ricoveri totali per Covid, che sono divisi tra i ricoveri in area non critica 1610 più 10, quindi abbiamo caricato 10 persone ieri nei rapporti non di terapia intensiva ma negli altri reparti di area non critica, mentre nelle terapie intensive siamo a 211 più 4 rispetto a ieri. Quindi questi sono i due dati suddivisi tra area non critica e area critica terapia intensiva.
Oggi però abbiamo anche in terapia intensiva altri 293 pazienti. Quindi se noi facciamo la sommatoria tra i pazienti che abbiamo in area critica, in terapia intensiva, pazienti Covid e pazienti invece che sono in terapia intensiva per altre urgenze, emergenze, per operazioni, insomma per altri eventi, oggi abbiamo un totale di 504 persone nelle nostre terapie intensive. Il totale dei decessi è di 10.295 più 36 rispetto a ieri nelle ultime 24 ore. E ultimo cartello, quello dei dimessi, aumentano fortunatamente anche i dimessi, siamo a 17.020. Allora, io non rubo neanche tanto tempo perché così poi lasciamo più spazio alla presentazione dei provvedimenti e alle domande che sono quelle che vi interessano. Allora, oggi abbiamo fatto una giunta straordinaria questa mattina, un'ora fa, proprio per l'approvazione dei provvedimenti che la dottoressa Russo poi vi illustra, che sono quindi il nuovo piano di sanità pubblica e il nuovo piano vaccinale, che però non è null'altro che il piano nazionale, chiaramente poi calato sulla realtà regionale. Che individua, come voi sapete benissimo, il cambio a livello nazionale, non a livello regionale, è bene che lo diciamo sempre, della strategia, ossia non entrano più in questo piano i servizi essenziali, ma i due criteri per la vaccinazione futura saranno le persone super fragili, declinate anche ci sono per le singole patologie, da problemi respiratori a problemi cardiocircolatori a problemi di disabilità, insomma tutte le persone super fragili, e poi il concetto della classe di età, chiaramente andando dalle classi di età più alte a quelle più basse, mi sembra logico. Poi comunque ne parlerà in maniera più dettagliata la dottoressa Russo. Ieri c'è stata una lunga commissione salute in cui abbiamo cercato di affrontare più tematiche proprio legate alla vaccinazione, quindi legate al problema anche di tasselli che oggi ci mancano. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, tipo il discorso di come possono essere coinvolte le farmacie, e quindi abbiamo dato mandato al coordinatore di interloquire con il governo e con il ministro Speranza per capire, visto che le farmacie sono inserite nei piani nazionali di vaccinazione, capire come potranno essere coinvolte in modo da avere informazioni utili e poi addivenire a quelli che sono accordi, come lo stiamo facendo, insomma, come dicevo ieri, anche con altre categorie di persone e altri target che oggi invece hanno già degli accordi nazionali. Pensiamo ai pediatri di libera scelta, pensiamo ai specialisti ambulatoriali interni, come anche agli odontodiatri. E quindi anche rispetto alle farmacie, insomma, abbiamo chiesto che ci sia chiarezza rispetto a questo. Come abbiamo anche, era un argomento, e quindi questo lo posso dire, che avevamo affrontato anche qua, abbiamo affrontato con le regioni e abbiamo condiviso rispetto il problema dei non residenti per lavoro, oppure delle persone, è stato posto mi sembra qui ieri, che per questioni sanitarie si curano in un'altra regione, e abbiamo concordato con le altre regioni che la regione, noi utilizziamo oggi il criterio della sede lavorativa. Se sono insegnanti, forze dell'ordine, li vacciniamo nella sede lavorativa, indipendentemente che non siano residenti in quella USL o in questa regione. È una procedura condivisa, tenendo anche l'opzione che uno, se è un pendolare, può anche vaccinarsi nella propria comune di residenza, quindi lasciando libera l'opzione. Stessa cosa abbiamo detto per le persone che seguono trattamenti e comunque sono in cura sanitaria in altre regioni. Pensiamo agli oncologici che possono essere, oppure i trapiantati, insomma, che possono essere seguiti quindi in diverse regioni, in cui anche in questo caso abbiamo condiviso il criterio che vige il luogo dove sono curati, quindi la regione, insomma il centro di riferimento dove sono curati, con possibilità anche del comune di residenza. Pensiamo, non so, se c'è
una patologia che viene seguita in un nostro centro perché è un centro di riferimento e di eccellenza, ma la persona è residente a Roma o comunque in posti lontani e può comunque essere vaccinata senza spostarsi, insomma, quindi anche con un'opzione di questo tipo, chiaramente legata al tipo di patologia che uno ha e quindi a tutto il quadro clinico. Questo l'abbiamo condivisa con le altre regioni e dovrebbe, insomma, cercare di fare un po' chiarezza rispetto a tante osservazioni, insomma, tanti quesiti che ci sono stati posti. Io lascerei, non so, prima facciamo la dottoressa Russo, prima e poi tu parlerai, e poi il dottor Flor quindi chiude alla fine con un po', insomma, sulla parte sanitaria e anche i numeri rispetto agli ultimi numeri di magazzino che abbiamo rispetto ai vaccini oggi in distribuzione e soprattutto la potenzialità che noi oggi abbiamo, perché bisogna che siamo anche corretti nel comunicare che oggi non abbiamo una potenzialità di richiamo tra prime e seconde dosi, quindi insomma poi facciamo il punto anche su questo. La lascio. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie Assessore. Allora, come ha detto l'Assessore, oggi abbiamo insomma approvato in questi giorni, queste settimane abbiamo lavorato sulla revisione del piano di sanità pubblica che recepisce quelle che sono le ultime circolari ministeriali. Alcune delle cose le avevamo già anticipato anche in altri incontri che abbiamo fatto con voi, ma oggi ve le riassumo velocemente. E poi l'altro tassello importante di questo provvedimento è appunto l'aggiornamento del piano vaccinazione che segue l'aggiornamento del piano nazionale, perché il 12 marzo, praticamente il 10 marzo anzi, è passato anche in conferenza e quindi diciamo rivede quelli che sono i criteri di priorità del piano pandemico o perlomeno insomma il susseguirsi delle categorie. Allora, poi vi diciamo anche come insomma stiamo procedendo rispetto agli ultra ottantenni e qual è la situazione nella nostra regione. Per quanto riguarda il piano di sanità pubblica, allora il piano di sanità pubblica presenta due obiettivi principali che sono quello di meglio intercettare le nuove varianti. Voi sapete che il 50% ormai sia a livello regionale che a livello nazionale dei virus che circolano possono essere associati a variante. Per quanto riguarda la nostra regione abbiamo tutti i casi di variante inglese e questi praticamente circolano quasi in tutte le province. C'è una maggiore concentrazione nella provincia di Padova, ma poi è presente praticamente in tutte le province. Si distribuiscono in quasi tutte le fasce di età, ma seguono prevalentemente la positività, anche la fascia di età di positività del virus, che è quella, sappiamo, dell'età produttiva, quindi dai 20 ai 65 anni, anche se abbiamo trovato nelle settimane scorse la presenza di virus positivi a variante anche in soggetti giovani in età scolastica. Di questo ne avevamo parlato. A questo proposito il Ministero ha mandato 2 circolari che modificano sia l'utilizzo dei test da appunto utilizzare per la determinazione e l'individuazione delle varianti, sia il contact tracing e il periodo di isolamento e di quarantena. Quindi nel provvedimento abbiamo rivisto sia i test, perché la circolare introduce i cosiddetti test di laboratorio, sono dei test che hanno un tempo un po' più breve rispetto ai test molecolari, quindi possono essere fatti in meno tempo, ma danno già la possibilità di individuare un virus che può essere insomma una variante, può avere delle varianti. E poi individua, per quanto riguarda l'utilizzo dei test rapidi, invece ho dei test rapidi di prima generazione con una sensibilità e specificità più alta, il 90% di sensibilità e il 97% di specificità, oppure test di seconda e di terza generazione. Quindi abbiamo modificato
diciamo, le indicazioni nell'ambito di questo piano che diamo sia ai punti tampone, sia ai medici di medicina generale, sia a tutti, diciamo, gli altri, insomma, punti dove possono essere effettuati dei test per l'individuazione della positività e poi eventualmente l'individuazione della variante. Per quanto riguarda la presa in carico del soggetto e dei suoi contatti, allora il tempo di isolamento e di quarantena viene portato a 14 giorni, mentre voi sapete che fino a qualche tempo fa era 10 giorni. Adesso, per una questione, diciamo, di maggiore precauzione che dà più tempo al soggetto di mantenere l'osservazione sui propri sintomi o il tempo di guarigione e poi la diciamo, effettuazione del tampone di chiusura che ne attesta la negatività, viene tutto portato a 14 giorni. Abbiamo anche detto che viene allargata, come era diciamo nelle prime fasi della pandemia, l'indagine attorno ai contatti stretti, perché viene estesa anche ai contatti occasionali, e lì può essere valutata a secondo del tipo di contatto se metterlo in quarantena oppure se responsabilizzare il contatto o comunque avvisarlo di questo e andare in sorveglianza passiva. Comunque un'indagine epidemiologica che si allarga. Questo per quanto riguarda il piano di sanità pubblica. Quindi un altro elemento importante, perché 2 giorni fa è arrivata anche una circolare di cui appunto c'è stata anche una, insomma, abbastanza diffusione relativamente al fatto di come comportarsi sui tempi di screening che vengono effettuati periodicamente relativamente agli operatori sanitari, e la circolare dice di valutare di mantenere la tempistica che comunque veniva seguita prima dell'effettuazione, prima dell'inizio del piano vaccinale. Quindi abbiamo ripreso i tempi che erano previsti per gli operatori sanitari nei reparti ad alto rischio, quelli invece a basso rischio per gli operatori non sanitari, quindi amministrativi, eccetera, e li abbiamo ricatalogati con un principio di cautela per mantenere ancora per un certo periodo, fino a quando non raggiungeremo una buona quota di popolazione a livello regionale, ma soprattutto anche a livello nazionale, di vaccinati, per poi allentare anche quello che può essere l'effettuazione e la tempistica degli screening. La circolare del Ministero dice anche che nel caso in cui, tranne che si tratti di un operatore sanitario, un soggetto vaccinato sia a contatto stretto di un caso positivo, mantiene sempre a scopo precauzionale la quarantena. Ecco, questi sono gli elementi che abbiamo introdotto all'interno del nostro piano, perché la condotta a livello generale in tutte le aziende verso tutta la popolazione sia uniforme. Sono 10 giorni per quanto riguarda quelli che sono in prima linea, quelli che effettuano tamponi, il personale sanitario dei reparti a rischio, i medici di medicina generale, i punti tampone, ma comunque eventualmente, insomma, poi vi daremo anche la tabella dove ci sono, insomma, tutte le tempistiche. E gli altri sono a 20 giorni o a 30 giorni a secondo della valutazione del rischio, pur mantenendo il principio che all'interno di ogni azienda o di ogni struttura sanitaria si può valutare a secondo di una stratificazione di rischio o dell'eventuale presenza di focolai se accorciare, quindi ridurre la tempistica rispetto a quella che noi abbiamo dato come indicazione. Allora, questo per quanto riguarda il piano di sanità pubblica. Poi, per quanto riguarda invece il piano vaccinale, in che cosa consiste questo aggiornamento? Intanto dobbiamo considerare che il piano vaccinale è un documento che via via si aggiorna a seconda, insomma, dei vaccini che abbiamo a disposizione e quindi anche delle indicazioni e di quanto contenuto nelle varie schede tecniche, a seconda, insomma, dell'immunità che troviamo nella popolazione e quindi anche della possibilità di sostenibilità dell'offerta.
Quindi un principio che è stato ribadito sia nel nostro documento sia è presente in quello nazionale è che la campagna vaccinale straordinaria viene condotta in parallelo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si inizia con un target, una fascia di età o una condizione di rischio e si aspetta di finirla per poi passare oltre, ma invece proprio in un'ottica di protezione dei soggetti più fragili si lavora su più fronti. Cosa vuol dire? Vuol dire che si lavora sia sull'età, quindi la fascia di età, come diceva prima l'assessore, viene a rappresentare quella che viene definita una condizione di rischio, e poi sulle condizioni invece di soggetti che indipendentemente dall'età sono definiti superfragili e quindi vengono vaccinati. Quindi sono due concetti, quella dell'attività in parallelo che comporta talvolta anche il prolungarsi, no, della protezione di una determinata fascia di età, di un insieme di fasce di età, proprio perché si va anche a proteggere oltre all'età anche altri soggetti. Quindi è stato definito che oltre agli ultraottantenni, che già sapevamo, per tutte le altre fasce d'età si va appunto senza più inserire per esempio tutti i soggetti dei servizi essenziali che molte difficoltà aveva creato in ordine di priorità o di diritto, ma invece si assume che diciamo tutta la popolazione ha diritto, ma si scende per età, quindi 70-79, quindi dai 79 poi ai 70 e poi dai 69 ai 60 e poi tutto il resto della popolazione. Per quanto riguarda i servizi essenziali però rimangono quelli che già erano stati avviati naturalmente ed è appunto ben specificato nella circolare del Ministero e dice a proposito delle categorie che definisce prioritari: personale scolastico e universitario, docente e non docente, poi abbiamo le forze armate, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile, i servizi penitenziari, compresi i detenuti perché fanno parte di comunità, ma poi queste schede ve le possiamo insomma perché... Ecco, e poi anche le comunità residenziali, perché chiaramente sia quelle dei detenuti, sia altre comunità residenziali e anche quelle religiose rientrano nell'ambito di queste categorie prioritarie. Sono ben descritte anche le categorie dei cosiddetti soggetti vulnerabili o superfragili, come le vogliamo definire, ed è una cosa importante che è stata inserita anche tutta la parte della disabilità. E quindi è chiaro adesso nell'ambito delle categorie dei soggetti superfragili chi devono essere. Su questo devo dire che anche questo, al pari della diciamo difficoltosa declinazione dei servizi essenziali, è molto importante seguire questa tabella perché per ogni macro categoria, quindi macro categoria oncologici, macro categoria malattie respiratorie, macro categoria malattie del sistema nervoso, vengono poi specificate un ordine di priorità che non è un ordine di priorità di mancata valutazione di tutti quelli che vi appartengono, ma di maggiore fragilità dei soggetti che vengono vaccinati per primi. Tutti gli altri appartenenti a quella macro categoria verranno comunque vaccinati, però seguendo l'età, il criterio dell'età. Quindi nell'ambito di queste categorie dei superfragili sapete che ci siamo già mossi in contemporanea ai soggetti ultra ottantenni e abbiamo quindi fornito ai centri specialistici, perché loro hanno la possibilità di vederli, di seguirli e di individuare quale momento nell'ambito anche delle terapie che effettuano è quello più idoneo per rispondere al vaccino e quindi li abbiamo affidati a loro e sono gli oncologici, quindi la maggior parte degli oncologici, quindi i centri, in primis naturalmente l'istituto oncologico, ma poi anche i centri che si trovano diciamo nelle varie ULSS e nelle aziende ospedaliere, poi i soggetti trapiantati che hanno una loro particolarità, i soggetti con fibrosi cistica, i talassemici e appunto nel piano abbiamo declinato che già a partire dalla prossima settimana tutti i soggetti a rischio,
che sono contenuti in queste tabelle. Molto importante sarà anche il ruolo, ma credo che la dottoressa Ghiotto ne abbia parlato qualche giorno fa, dei medici di medicina generale che si inseriscono all'interno della strategia e che magari meglio di chiunque altro conosce la condizione di fragilità del paziente che è inserito all'interno di queste macro categorie, che pertanto esercita e ha bisogno di una priorità rispetto ad altri. Poi una cosa che insomma è anche stata delineata è il fatto che molti soggetti, sia fragili sia appartenenti alle diverse fasce d'età, possono essere invece a domicilio e quindi impossibilitati a raggiungere il centro vaccinale, e questi verranno vaccinati a domicilio o attraverso appunto il supporto dei medici di medicina generale, oppure con e insieme ai medici delle aziende ULSS. Quindi diciamo che il concetto è quello che passa all'interno del piano è la definizione di queste categorie, chi vaccina, e poi abbiamo anche fatto un elenco dei centri vaccinali di popolazione al momento attivati, che sono insomma distribuiti sul territorio. Non so, Assessore, se devo precisare qualcos'altro. No, facciamo Rispetto a quelli ultra ottantenni di esatto. ieri. Siccome ieri è stata chiesta insomma di capire bene come sta andando la Sì. campagna per gli over 80, ossia i 350.000 soggetti che noi avevamo individuati, divisi per corti rispetto a quelli che sono iniziati al ricongiungimento delle corti, proviamo a dare insomma un po' il quadro della situazione complessiva e cosa stiamo facendo e come, se è possibile. Ieri noi abbiamo fatto una ricognizione singola USL per singola USL, anche per capire, perché comunque si stanno adottando e sono stati adottati anche sistemi diversi, non tutti uguali, e anche in alcuni casi di supporto rispetto ad altri sistemi, quindi diamo un po' la fotografia. Allora, noi abbiamo cercato di fare una mappatura contattando tutte le aziende ULSS relativamente, come diceva l'assessore, alle modalità di reclutamento degli ultra ottantenni. Voi sapete, l'abbiamo anche detto in questa sede, che noi siamo partiti come strategia con quella che solitamente utilizziamo per le campagne vaccinali, che è l'invito nominativo, proprio per una presa in carico diretta del soggetto. E poi via via che avevamo insomma la necessità di coinvolgere più corti in contemporanea e velocizzare quella che era l'offerta, in molte aziende si è aggiunto alla lettera, che talvolta è stata in alcune aziende proprio non inviata via postelle, ma anche consegnata a mano attraverso i messi comunali, oppure proprio insomma in un'ottica di porta a porta quasi, è stata come si può dire, coadiuvata anche da altre attività, perché non eravamo sicuri che magari la lettera dell'appuntamento fosse arrivata per tempo, quindi si è aggiunta a questa la telefonata in alcune aziende e anche l'invio di un SMS. Allora, qual è la situazione? Diciamo che le corti che sono state chiamate per prime, anche quelle più corpose in termini di numerosità, che sono quella del 41, del 40, del 39, in tutte le aziende sono quasi concluse. Vi devo dire che per quanto riguarda l'adesione, è stata un'adesione molto alta, che si attesta sopra l'80%. Adesso faremo anche le coperture a oggi, includendo anche quelli di ieri. Comunque la risposta è stata insomma molto importante e naturalmente voglio dire che coloro che non hanno avuto la possibilità di presentarsi o per motivi personali o perché magari positivi, voi sapete che i soggetti positivi devono aspettare un arco di tempo prima di essere vaccinati, naturalmente verranno richiamati. Quindi questo è un elemento di rassicurazione che vogliamo dare, perché abbiamo sempre insomma la previsione del recall. Questo vale per tutti coloro che non hanno la possibilità di presentarsi oppure non si sono presentati perché per altri motivi. Poi invece per quanto riguarda le altre coorti a partire dal 38, quindi le prime 3 coorti
ve l'ho detto. Per quanto riguarda il 38, in tutte le ULSS gli appuntamenti sono stati con le metodiche con la metodologia che vi ho detto, o lettera più chiamata o SMS è stata effettuata. Per le coorti invece più indietro, diciamo che ci sono dei comportamenti differenti, perché alcune aziende hanno fissato gli appuntamenti e li hanno comunicati alle persone tramite SMS, altri li stanno via via comunicando. Quindi un altro messaggio che vogliamo dare a tutti coloro che sono i soggetti più anziani: allora, quelli che sono a domicilio verranno contattati per essere vaccinati a domicilio. Noi sappiamo che una grossa percentuale, una grossa quota, quasi 50.000 soggetti ultra ottantenni sono a domicilio, quindi queste persone verranno vaccinate a domicilio. Quindi verranno contattate, gli verrà detto chi andrà a vaccinarlo, o il medico di medicina generale o un altro medico dell'azienda. Per tutti gli altri invece, alcuni di questi sono stati già avvertiti. Per coloro che ancora non hanno ricevuto né la lettera né la telefonata, riceveranno praticamente la telefonata e anche la lettera, o l'uno o l'altro anche in alcuni casi. Quindi tutti gli ultra ottantenni che non sono stati contattati al momento verranno contattati e è in programma appunto che vengano contattati. Noi abbiamo fatto un po' l'estrapolazione di tutte le coperture e abbiamo visto che tutte le coorti, diciamo, sono state in qualche modo, insomma, è iniziata per loro la vaccinazione, per alcuni con una percentuale più alta, per altri una percentuale più bassa, che va dal 20 al 30%, soprattutto sopra, insomma, intorno ai 90 anni e ai soggetti di età superiore. Allora, quindi questo è un messaggio di tranquillizzazione. Per quanto riguarda il futuro, magari poi il direttore dirà meglio, ma comunque abbiamo pensato di rendere sempre più agevole quella che può essere, diciamo, come si può dire, la chiamata delle persone, o dando la possibilità di prenotarsi, e quindi vedremo la prossima settimana come diffondere questa modalità di prenotazione, oppure la persona, insomma, verrà, se non riesce a prenotarsi, adesso vedremo quali coorte, verrà direttamente chiamata a casa. Comunque gli ultra ottantenni, questi sicuramente con questa metodologia della chiamata, con i metodi che abbiamo detto. Per quanto riguarda quelli delle categorie inferiori, in parte con i medici di medicina generale, e questo dipenderà molto dal vaccino e dalla quantità di vaccino che avremo a disposizione, oppure autoprenotandosi. Comunque daremo, insomma, tutte le informazioni e pubblicizzeremo tutti i canali, ma il messaggio che vorremmo dire è che procederemo per coorti, procederemo a domicilio, procederemo in maniera parallela, e nessuno, insomma, rimarrà senza il vaccino se è interessato a farlo. Questo, non so se ci sono altre cose. No, specifichiamo perché qualcuno chiede sul discorso dei caregiver o degli assistenti. Sì, per quanto sì. Che assistono a casa. Allora, per quanto riguarda i caregiver, la circolare del Ministero individua due target principali, che sono quelli di tutti i soggetti che assistono disabili. C'è proprio una legge che è passata in Parlamento dove dice che i caregiver, siano essi familiari o siano esse persone che vengono pagate per assistere le persone con disabilità, queste hanno diritto a ricevere la vaccinazione. Per quanto riguarda invece nelle categorie dei superfragili, individua alcune categorie per cui, se ci sono diciamo soggetti che hanno un'età per cui non possono ricevere la vaccinazione, per esempio che sono bambini o minori di età inferiore ai 16 anni che non possono essere vaccinati, la vaccinazione viene offerta ai genitori che li assistono, che li accompagnano, insomma coloro che li seguono. Per quanto riguarda gli oncologici fragili, che sono quelli che al momento stanno praticamente portando avanti terapie ospedaliere o che si trovano in condizioni di particolare fragilità, per i caregiver di queste persone o i conviventi è prevista la vaccinazione.
Per i trapiantati la stessa cosa, se non possono vaccinarsi loro vengono vaccinati i genitori oppure le persone che li assistono. E chiaramente è invece, questo non è contenuto all'interno dei documenti, ma è previsto nella strategia vaccinale, che naturalmente a seconda anche della disponibilità di vaccino, anche per i soggetti che sono, no, Assessore, in assistenza domiciliare, che sono in condizioni di fragilità, in questo caso indipendentemente dalla patologia per età, noi potremmo insomma vaccinare i caregiver o il convivente che assiste la persona. Quindi un concetto di assistenza che si estende. Quindi uno, quello che viene offerto, e l'altro, quelli che vivono con loro. Cioè il piano nazionale ha Non li prevede. individuato alcune categorie che hanno diritto prioritariamente alla vaccinazione assieme al soggetto malato, quindi al disabile, piuttosto che per le altre categorie non è previsto, però potrebbero lo stesso avere appunto degli assistenti familiari, dei caregiver e quant'altro. Noi cercheremo nel limite del possibile e i vaccini permettendo anche di facilitare e di cercare insomma di farlo abbastanza in contemporanea, se saremo in grado di farlo. Però il piano specifica quelli che hanno Solo una corsia questi. prioritaria rispetto ad altri. Un chiarimento sul numero, se possibile. Lei parlava, dottoressa, degli over 80, della copertura e delle prospettive. Io non ho capito bene qual è attualmente la percentuale di over 80 che è stata vaccinata. Sì, dobbiamo farla complessiva, adesso la E facciamo. quali tempi si prevedono? Lei ha detto che tutti saranno convocati, ma in quali tempi saranno convocati gli over 80? Allora, gli over 80 noi abbiamo previsto che entro insomma fine marzo, prima settimana di aprile, possano essere tutti chiamati e convocati. La stessa cosa forse non possiamo assicurarla proprio su tutti per quanto riguarda tutte le vaccinazioni a domicilio, quindi alcuni di questi chiaramente con una priorità su tutti gli altri, ma la vaccinazione a domicilio richiede una tempistica più lunga, per cui il medico deve rimanere lì anche dopo la vaccinazione, insomma è una tempistica più lunga, quindi richiederà tempi più lunghi, però noi speriamo insomma che entro la prima settimana di aprile riusciamo a fare tutti gli ultra ottantenni. Sempre vaccini permettendo. Ecco. Cioè dobbiamo sempre, ma questo qui lo farei adesso spiegare al dottor Flor, quindi farei intervenire il dottor Flor che quindi dà anche il magazzino e poi facciamo in modo che abbiamo la fotografia complessiva, quindi del magazzino attuale, di quanto stiamo vaccinando, nuove dosi, seconde dosi, e anche rispetto appunto a tutti questi piani hanno sempre la variabile che se arrivano i vaccini e quindi riusciamo a essere dentro a quell'agenda, a quei diciamo tempistiche che ci siamo dati, se no è chiaro che slittiamo, ma questo mi sembra naturale, insomma non è una cosa solo veneta, ma è una cosa a livello nazionale. Io lascerei per le coperture magari poi gliele mandiamo, sì, insomma facciamo una facciamo cosa una che riguarda complessiva per gli ultra ottantenni e vi mandiamo la tabellina. Va bene, facciamo un specchietto. Sì. Va bene. Lasciamo il dottor Flor. Bene, allora diamo la parola al dottor Flor. No, era solo per completare l'aspetto della vaccinazione, non lo so. Sì, poi posso anche rispondere No, da lì. era per completarvi in modo che avete il panorama complessivo anche sulla vaccinazione, perché altrimenti sennò poi rischiate di fare tipo cosa stiamo facendo, quante prime dosi, seconde dosi, eccetera. Insomma, mi sembrava più corretto finire questa prima parte, insomma, no? Va bene, parola al dottor Flor, grazie. Sì, buongiorno. Allora partirei subito con i vaccini. Con 2 o 3 chiarimenti, perché vedo che continuano ad esserci dubbi sul fatto degli ultra ottantenni. Noi non chiamiamo gli ultra ottantenni tutti insieme, li chiamiamo per anno di nascita. Quindi ci sono alcune annualità che non sono state chiamate, a cui non abbiamo inviato la lettera. Oggi finora abbiamo coinvolto 4 classi di età. I nati nel 41, nel 40 e nel 39. Quindi sono 3.
più abbiamo quelli più anziani, di 10 anni di più, perché abbiamo fatto 2 classi parallele, no? Quelli nati nel 41, 40, 39 e quelli nati nel 1930 e 29. Le altre classi non le abbiamo ancora convocate. Saranno convocate, non devono chiamare, muoversi, prenotare, perché li chiamiamo noi, li chiamiamo in base al numero di vaccini disponibili. Gli ultraottantenni li abbiamo vaccinati prevalentemente col vaccino Pfizer o Moderna. Dopo che era stato liberato anche Astra per fascia di età, abbiamo vaccinato anche con Astra, tranne i vulnerabili. Quindi i vulnerabili hanno solo Pfizer e Moderna. Parla sempre solo di ultraottantenni. I vulnerabili sono un elenco di persone, c'è un elenco stabilito dal decreto ministeriale, vi faccio l'esempio: i diabetici, i cardiopatici, gli oncologici, alcune di queste categorie sono puntualmente individuati negli ultraottantenni, i vulnerabili. A quelli non viene fatto il vaccino Astra. Per il resto il decreto della circolare ministeriale aveva tolto il limite di età. Oggi Astra non c'è, quindi non discutiamo di quello che non c'è, discutiamo di Pfizer e Moderna. Perché dico non facciamo tutti? Perché li facciamo in base al numero di vaccini disponibili. I vaccini Pfizer e Moderna che oggi noi abbiamo disponibili sono in gran parte impegnati per fare richiamo seconda dose a chi aveva fatto la prima 21 giorni fa, 20 giorni fa, 19 e 18. In base ai vaccini disponibili, da oggi fino a martedì prossimo, noi facciamo circa 4.500 persone al giorno come prima dose. Questa prima dose sarà riservata a ultraottantenni e pazienti fragilissimi o fragili, gli oncologici. Ad esempio, ieri abbiamo finito di fare tutti i pazienti con fibrosi cistica e qualcuno di questi da oggi comincerà a fare il richiamo. Tutti i pazienti assistiti in Regione Veneto, anche se non veneti, ma assistiti nei nostri ospedali. E questo per dire, i pazienti con fibrosi cistica non sono stati fatti tutti insieme. Abbiamo iniziato a fare pazienti fibrosi cistica più di 20 giorni fa, 21 giorni fa, visto che oggi cominciamo i richiami, ma li abbiamo finiti ieri. Quindi tutte le categorie, sia che siano pazienti fragilissimi, sia per classi di età, e non vengono fatti, sono previsti entro certi tempi. Allora, ad oggi noi ragioniamo sui farmaci e sui vaccini che abbiamo a disposizione, dobbiamo essere in grado di garantire la vaccinazione di richiamo a chi abbiamo fatto la prima dose. La prospettiva che abbiamo è vediamo se questo sabato prossimo ci arrivano 30.000 Moderna, se arrivano, l'ultimo sabato non sono arrivati. Martedì dovrebbero arrivarci 83.000 Pfizer e speriamo che quelli ci arrivino, anzi ci devono proprio arrivare. Il martedì successivo avremo di nuovo 56.100 Pfizer. Abbiamo una notizia un po' più buona perché da aprile avremo 120.000 Pfizer a settimana e questo ci consente di accelerare molto sugli ultraottantenni e sulle categorie molto fragili.
perché se non c'è un incremento di vaccini, voi capite che a 4.500 prime dosi al giorno è lunga a fare di ultra ottantenni che c'è ancora più di 200.000. Ne abbiamo fatti 130.000 quasi, ultra ottantenni. Molti dei quali erano, la quota dei quali erano nelle case di riposo, nelle RSA, no? Allora, i numeri che abbiamo sono ancora numeri importanti di ultra ottantenni. Circa un po' più di 200.000. Abbiamo sempre detto che erano 3,58, bisognava togliere quelli in casa di riposo, che non so per quanti ultra ottantenni c'erano nelle case di riposo rispetto ai 28.000 ospiti delle case di riposo, perché da 30.000 siamo passati poi a 28.000 circa, non lo so quanti ultra ottantenni sono tutti, eccetera. Guarda, se facciamo la somma precisa li sappiamo, comunque sono circa 220.000 ultra ottantenni che dobbiamo fare, no? Forse con quelli fatti ieri, perché noi praticamente stiamo vaccinando solo fasce deboli e ultra ottantenni adesso, no? Non stiamo vaccinando nessun altro con i vaccini che abbiamo. Allora, 83.000 la settimana prossima, una quota la dovremo sempre accantonare per il richiamo, e vi ricordo, ci sono stati dei giorni in cui abbiamo fatto 8.000, dei giorni in cui abbiamo fatto 14, 15, 16, e quando abbiamo fatto 14, 15, 16 dobbiamo accantonare 14, 15. Ieri abbiamo fatto 14.000 Pfizer e quindi fra 21 giorni dovremo avere a disposizione 14.000 Pfizer. Non c'è niente da... Allora, con questi numeri la prima settimana di aprile dovremo almeno la prima dose completare di ultra ottantenni, ma vi ho detto anche perché dalla prima settimana di aprile arrivano 120.000 dosi, altrimenti non saremo qui a farvi questi ragionamenti. Sul tema ha accennato la dottoressa, ed è giusto fare riferimento, noi diciamo, per fare chiarezza, noi ci impegniamo a chiamare gli ultra ottantenni, li chiamiamo noi, poi in qualche sede ci aiutano le associazioni, in qualche sede ci aiutano i comuni, siamo organizzati per fare in modo che gli ottantenni che sono nella categoria, nell'anno di nascita, possono arrivare a vaccinarsi, perché noi abbiamo la vaccinazione pronta. Le categorie fragili e fragilissimi per lo più, anzi, vengono arruolate e vaccinate nelle sedi dove sono in cura o dove abitualmente passano le loro giornate, che possono essere centri di cura, possono essere ospedali, possono essere centri per non autosufficienti o centri per disabili. Quindi quando in tutti gli ospedali vacciniamo le fasce particolarmente deboli degli oncologici, quelli citati prima dalla dottoressa, e i pazienti che sono nella lista dei fragilissimi, oppure nei centri di salute mentale per certe categorie altre di persone, ma li vacciniamo attraverso i centri di cura e di assistenza. Quindi vengono convocati ed arruolati dal centro di cura e assistenza e non con altri modi. Quindi anche loro non devono chiamare, perché saranno arruolati dal posto dove vanno a curarsi. Viene proposta perché ci sono anche persone che non è che possono essere vaccinate in qualunque giorno, in base alle terapie che stanno facendo bisogna calendarizzare la loro vaccinazione, ma la calendarizziamo attraverso i centri che li hanno in carico. Questo per quanto riguarda i vaccini. Per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia, c'è un piccolo spiraglio almeno non negativo, nel senso che
i pazienti ricoverati e anche in rianimazione non sono cresciuti di molto, ma avete visto che ieri abbiamo fatto più di 40.000 tamponi, di cui più di 20.000 molecolari, e che è cresciuta la percentuale di positivi. Noi avevamo un numero molto inferiore di tamponi. Il numero di tamponi riflette la necessità di farli, riflette i contagi, riflette i contatti, riflette il sospetto di contagio perché c'è stato un positivo in un certo posto. Quindi quando i tamponi crescono così vuol dire che c'è necessità di monitorare più situazioni. Necessità di monitorare più situazioni a cui corrisponde una percentuale di positivi maggiore. Quindi la base che genera questi dati è che sul territorio ci sono più persone positive al virus. Più persone positive al virus lo vediamo da un confronto anche nazionale, dove noi abbiamo una percentuale di pazienti in rianimazione leggermente superiore alla media nazionale. La media nazionale è 10-11, noi siamo a 13. 13% dei malati in Veneto è in rianimazione. Il 13% dei ricoverati è in rianimazione. La media è 11 nazionale, con un range che va da 7 a 20. Noi in provincia di Padova abbiamo un dato che dice 25, con una alta frequenza di variante inglese, quindi pazienti mediamente molto gravi. Non sono molto cresciute i ricoveri e rianimazione in queste ultime 24 ore, ma sapete che il dato di un giorno non è un dato, è comunque accompagnato dal dato sui tamponi, che è un dato che invece deve tenerci molto attenti. Sulla base di questo stiamo pensando, ad oggi non siamo nella condizione, in base allo schema, di dover interrompere attività. In alcune strutture oggi stiamo pensando di, tutte le strutture hanno riconvertito qualche reparto per assistere ai malati Covid. Non siamo ancora al blocco dell'attività programmata o al blocco dell'attività ambulatoriale, non abbiamo ancora questa necessità, però su alcune è ovvio che con quasi 200 pazienti in rianimazione qualche attività programmata comincia a subire qualche rallentamento e viene anche posticipato qualche intervento rinviabile e programmabile e vedremo in base all'andamento dell'epidemia se ci sarà necessario prendere i provvedimenti che sono già stabiliti. Se noi dovessimo andare, voi sapete, nelle nostre fasce, noi come regione siamo ancora in fascia 3 e tutto sommato, tranne un paio di situazioni, continuiamo a rimanere in fascia 3. La provincia di Padova è quasi in fascia 4 per rianimazione, un'altra provincia è quasi in fascia 4 per la non rianimazione, però situazione abbastanza ancora gestibile. Penso che nel fine settimana dovremmo vedere come va l'epidemia e vedere qual è eventualmente il carico di malati che avremo sugli ospedali. Iniziamo le domande perché sono dicono che non sentono, perché chiaramente... Allora, se il dottor Flora ha finito, cominciamo con le domande, almeno quelle che non sono già state fatte. Qualcuno si prenota? Nicolussi Moro, poi Tosatto. Qua, prego. Grazie. Buongiorno dottore, mi riaggancio immediatamente all'ultima notizia che ci ha dato. Volevo chiederle appunto quali sono le province in area 4 per quanto riguarda l'area medica. Padova è molto vicina sulla terapia intensiva, sì. Treviso sulla non intensiva. Perfetto. Poi, per cercare un attimo di ricapitolare e fare un po' di chiarezza anche per tutte le richieste che ci stanno arrivando. Allora,
possiamo dare una sorta di calendario delle persone fragili o super fragili o vulnerabili, come vogliamo chiamarle, quante sono, e i giorni in cui vengano chiamati, non so, faccio un esempio, il 20 marzo vengono chiamati gli oncologici, il 25, c'è una cosa del genere che si può dire alla gente? No, forse non mi sono spiegato bene. I malati non sono 10.000, sono molti di più. Quanti sono, si sa? Quelli super fragili che dovete No. chiamare o che state chiamando? No, i super fragili, man mano che si presentano, man mano che li vediamo, perché sappiamo quanti sono i trapiantati, ma quanti erano i pazienti di fibrosi cistica assistiti, noi non è che lo sapevamo prima. Abbiamo deciso li vacciniamo tutti e man mano che andiamo avanti si sono spalmati su 21 giorni. Su 21 giorni i malati di Perché fibrosi si sono spalmati su 21 giorni? Perché ci sono diverse sedi di cura, ci sono date di trattamento, di vaccinazione che sono stabiliti dal centro che ha in cura questi malati. Questo vale soprattutto per gli oncologici, perché gli oncologi vanno vaccinati purché a una distanza di almeno 7 giorni da certi trattamenti. Certo. Quindi non calendarizziamo noi diciamo vacciniamo in parallelo. Quanto vacciniamo? Vacciniamo in base al numero di vaccini che abbiamo a disposizione. Ma l'ho capito, dottore, mi scusi, la mia domanda noi, siccome mi dice entro quando, esatto. allora sugli ultra ottantenni abbiamo la certezza, sapendo di chiamarne 5.000 ogni 2 giorni, 5.000 nuovi o 7.000 ogni 2 giorni, sappiamo quando possiamo chiudere la prima fase. Su pazienti di cui non possiamo stabilire la calendarizzazione e di molte aree, noi non sappiamo quanti pazienti davvero avremmo sulle aree superfragili. Quindi noi continuiamo in parallelo con la vaccinazione dei superfragili. Questa programmazione dei superfragili ci viene garantita dai centri che li hanno in cura, che organizzano con 1 o 2 tornate settimanali in base all'aggregazione. Di solito non vacciniamo un paziente solo, anche perché sapete è Pfizer, quindi bisogna organizzare lo scongelamento, la preparazione delle dosi. Quindi quando abbiamo un numero di persone, quel giorno li vacciniamo tutti quelli che ci sono e che ci vengono messi in lista dal centro che li ha in cura. Quello che dicevo sono i centri che hanno in cura questi malati che provvederanno a chiamarli per la vaccinazione. Noi renderemo disponibili a questi centri vaccini in base al numero dei vaccini che abbiamo. Così come chiamiamo gli ultra ottantenni in base al numero dei vaccini che abbiamo. Oggi abbiamo saputo di questa quantità di vaccini che ci arriva ad aprile. Quindi sappiamo quanti siamo in grado di chiamarne, ma per questo motivo. Ecco, allora ci sono degli utenti che ci chiedono questo. Per noi disabili che non frequentiamo CEOD o altri centri, come funziona la chiamata? Sono previsti, sono nella categoria e li andremo a censire nel momento in cui partiamo. Ogni singola USL a livello di distretto non sono persone sconosciute. Quindi li chiama l'USL, non il medico di base. Questo è importante. Li chiama l'USL. Benissimo. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda invece l'arrivo di Johnson & Johnson, che dovrebbe essere disponibile da aprile, avete già avuto qualche notizia? No, nella tabella al momento c'è il punto di domanda. Ok, e l'ultima cosa, dottoressa Russo, mi scusi, quando lei dice ancora all'inizio che in base alle circolari ministeriali adesso le varianti hanno imposto dei cambiamenti importanti, per cui la quarantena, 14 giorni, eccetera, eccetera, parlava di tamponi che adesso devono essere di ultima generazione. Mi spiega un attimo questo passaggio che non ho capito? Questo sì, no, diciamo che non è che i tamponi devono essere di ultima generazione, i tamponi possono essere di prima, di seconda o di terza generazione, però devono garantire certi requisiti di sensibilità e di specificità. Anche quelli di prima generazione possono essere utilizzati, quindi il classico tampone, solo che deve avere una sensibilità e una specificità più alta, questo per evitare che magari ci siano
dei falsi negativi. Allora, sensibilità diceva al 96%? 90% e specificità 97%. Perfetto. Quindi Grazie. abbiamo dato, diciamo, queste indicazioni e una particolare attenzione anche all'allungamento della quarantena e ai contatti a basso rischio, che sono quelli occasionali. Ecco, mi scusi, poi mi taccio. Coloro che rinunciano alla vaccinazione, in questo caso c'è il problema AstraZeneca, finiscono in fondo a tutto il calendario vaccinale oppure vengono richiamati il mese successivo, nelle settimane successive? Allora, intanto per AstraZeneca dobbiamo aspettare quello che ci verrà detto da EMA Sì. e conseguentemente anche da AIFA, e quindi lì si adeguerà a quello che sarà la continuazione della chiamata per i nuovi o il completamento per quelli che hanno già iniziato. Voi sapete che l'intervallo è abbastanza lungo, sono 10-12 settimane dalla prima, quindi non abbiamo problemi ad organizzare il recupero. Per quanto è il completamento, per quanto riguarda coloro che rifiutano la vaccinazione indipendentemente dal vaccino o dalla categoria di appartenenza, naturalmente vanno in fondo, perché prima abbiamo tutti gli altri. Perfetto, grazie. Bene, grazie. Allora proseguiamo con Filippo Tosato, poi si sono prenotati Fois e Vanzan e Giacomuzzo. Allora, una domanda per l'assessore Lanzarini e una per il direttore Flor. Per l'assessore, ieri ci aveva annunciato questa ricognizione nelle ULSS, no? E si parlava di un 15% di lettere di convocazione che non erano partite. Volevo sapere se questo, se questa... Ce l'ha la dottoressa Russo, Ecco, rispondere se alla questa dottoressa Russo, che ha fatto fare ai circostanza... suoi uffici la ricognizione, quindi sa Ecco, come rispondere. se questa circostanza ha trovato conferma e perché è successo questo? E il 15% di lettere che non sarebbero partite dalle ULSS dirette ai vaccinandi, se la ricognizione ha confermato questa situazione oppure no? Allora, la rilevazione che noi abbiamo fatto, che ho detto prima, ci dà il quadro della situazione per quanto riguarda 3 coorti, che sono i 41 e 40 al 39, di cui vi ho detto prima, dove praticamente nella maggior parte delle aziende ULSS è stata conclusa la spedizione di tutte le lettere relative a queste coorti, e per queste coorti abbiamo anche verificato che hanno fatto, per quanto vi dico anche le percentuali, per quanto riguarda la prima dose, l'84,2% dei nati del 41, l'82,4% dei nati del 40, il 72,9% dei nati del 39. Mancano i dati di ieri, perché quelli di ieri sera li dobbiamo aggiungere. Quindi diciamo che più dell'80% di queste 3 coorti a cui sono state mandate le lettere hanno già fatto la prima dose, e molti di loro, a secondo del calendario, anche la seconda. Quindi per quanto riguarda queste 3 coorti ci risulta concluso l'invio della lettera. Il 39 ha ancora delle piccole code, probabilmente sono state mandate le lettere, non sono ancora arrivate, però queste hanno mandato tutti la lettera e hanno avuto anche un rafforzamento in molte aziende ULSS, dove oltre alla lettera è arrivato anche l'SMS. Per quanto riguarda le altre coorti, come ha detto il dottor Flor prima, quindi il 38, per esempio il 38, alcune aziende stanno per mandare le lettere, alcune hanno concluso, l'azienda ULSS le ha già mandate, l'ULSS 3 li manderà la prossima settimana, l'ULSS 4 ha cominciato a mandarli, l'ULSS 6 li ha già mandate, l'ULSS 9 è in corso, quindi diciamo che tutti sono in itinere, ok? Per quanto riguarda il 29 lo stesso, per quanto riguarda le altre coorti, alcuni hanno già cominciato il 1930, il 31, il 36, eccetera, però sono tutte in corso. La maggior parte di queste attraverso la lettera, altri invece chiamando direttamente la persona per fissare l'appuntamento. E come ho detto prima, poiché man mano che andiamo avanti con l'età, quindi superiamo gli 85, eccetera, le persone
molti di questi sono a domicilio, verranno contattati, se non sono stati contattati, per essere vaccinati a domicilio. Noi abbiamo fatto le percentuali, abbiamo la numerosità di tutte queste coorti e abbiamo visto che, insomma, alcuni di questi dal 10 al 20% sono stati già vaccinati o perché erano in cassa di riposo o perché hanno già cominciato in alcune aziende. Comunque tutta la macchina degli ultra ottantenni è partita. Per le coorti che vi ho detto, già partita, la maggior parte conclusa nell'invito e nel reclutamento. Non so se sono state esaurienti. Senta, lei ci ha accennato appunto a questo aggiornamento del piano vaccinale in coerenza con le norme nazionali. Non ha l'impressione che ci sia stata una notevole confusione nella gestione di questo piano vaccinale? Mi spiego. Si è partiti con assegnare priorità ai laboratori di servizi essenziali e con il prevedere delle specie di salti nelle fasce d'età, per cui si partiva da una fascia d'età intorno agli 80 anni, poi si andava su, poi si andava giù. Adesso mi pare è stato accantonato l'ulteriore criterio delle fasce dei lavoratori essenziali, si privilegia il criterio d'età, però ci sono sempre questa sorta di salti anagrafici, per cui forse la gente non capisce bene perché semplicemente non si è partiti dai più anziani e si è andati decrescendo. Allora, posso dire una cosa, intanto credo che sia, insomma, comprensibile da ognuno, indipendentemente dall'età e dal proprio livello, che ci troviamo di fronte a una campagna vaccinale che non è mai stata affrontata per dimensioni, per gravità della malattia, per difficoltà di gestione, per difficoltà di approvvigionamento del vaccino. E questo penso che sia alla base di quello che può essere una revisione continua, che non chiamerei confusione, ma chiamerei assestamento, a secondo di quelle che sono le disponibilità e le evidenze anche organizzative, perché anche i servizi essenziali, che comunque in tutti i piani pandemici finora affrontati sono previste, perché la vaccinazione dei servizi essenziali è prevista per garantire il mantenimento della società anche in presenza di una malattia come questa, che può portare ad una notevole mortalità. Quindi bisogna garantire certi pilastri che sostengono comunque. Solo che poi, nel momento in cui sono stati individuati i servizi essenziali, si è visto che le categorie dei servizi essenziali sono tantissime e tutte queste categorie, per un motivo o per l'altro, avevano diritto di essere vaccinati. La difficoltà di avere la disponibilità di vaccino per tutti ha fatto sì che fosse necessario individuare poche categorie dei servizi essenziali, che sono quelle che vi ho detto, e tutto il resto invece introdurle nell'ambito dell'età anagrafica. Questo, e rispondo alla domanda degli ottantenni, eccetera, perché? Perché anche nell'età anagrafica c'è una sorta di prioritarizzazione che non considera invece la sostenibilità del sistema, ma considera l'età degli ottantenni, perché 81 anni è l'età media della mortalità e 75 anni è l'età media dei ricoveri in terapia intensiva, l'abbiamo detto più volte. Quindi attorno ai 70 e agli 80, che poi vada dai 70 ai 110, ok? Però quella è l'insieme delle coorti che sono più a rischio di forme gravi o addirittura di morte, ok? Non ho detto una cosa, e quindi la dico adesso per completezza, ma è stata detta anche nei giorni scorsi dal Presidente. Oltre a questo, il piano presenta un'altra indicazione, e noi abbiamo fatto già un provvedimento la settimana scorsa, che è quella di vaccinare, se il vaccino sarà disponibile in quantità sufficienti, anche l'altra fascia che non abbiamo considerato, che è quella della fascia del contagio, e l'abbiamo detto più volte, perché oltre alla media dei soggetti che muoiono, oltre alla media dei soggetti che vengono ricoverati, c'è anche l'età di coloro che si infettano, che è l'età produttiva. Quindi anche questo è stato ripreso all'interno del piano e dice testualmente:
se le dosi di vaccino lo permettono, poiché agiamo con una campagna di vaccinazione che oltre agli assestamenti deve seguire una idea di distribuzione di vaccinazione in parallelo, date il vaccino alle aziende che producono, che se sono in grado di farsi la vaccinazione indipendentemente dalla fascia di età dei propri dipendenti possano essere vaccinati. Quindi io direi che la campagna vaccinale, l'offerta vaccinale ha subito in maniera corretta degli aggiustamenti che sono proporzionali, scusate, la mascherina, che sono proporzionali alla disponibilità di vaccino e anche alle possibilità organizzative che via via sono state implementate in tutte le regioni a livello nazionale. Un ultimo dettaglio per evitare così equivoci. Abbiamo capito bene che le corti già espletate sono quelle del 41, 40, 39 e 29. Sì, anche il 38 già siamo al 15%, il 28 siamo al 33%, cioè diciamo che ci sono delle percentuali che vanno dal 20 al 30% anche per le altre coorti che via via vengono implementate. Le prossime corti procederanno in senso decrescente a partire da quale classe d'età? Nel piano è prevista dai 70 ai 79, noi procederemo dai 79 in giù, suddividendo la vaccinazione di queste coorte anche con il supporto principalmente dei medici di medicina generale che ci supporteranno anche per i soggetti fragili e super fragili. Cioè dai 79 in giù. Sì. E le persone di età superiore? Quelle l'abbiamo già detto. Sono già state... Sono già comprese in quello che abbiamo detto prima. Va bene, grazie. Tocca al collega Fois, poi Vanzanne e Giacomuzzo. Buongiorno, Fois Media Nord-Est. Dunque, giustamente, dottor Flor, lei fa i conti con quello che in questo momento c'è in casa, però io volevo chiederle comunque, tra un paio d'ore potrebbe esserci una conferenza stampa ad Amsterdam, alle 16 parrebbe, in cui l'EMA torna a dare il via libera ad AstraZeneca con qualche precauzione nei confronti di determinati soggetti. Ecco, se arrivasse effettivamente questa notizia, quanto ci vuole poi perché si rimetta in moto la macchina delle vaccinazioni, prendendo atto di quelle che sono magari le nuove direttive dell'EMA? Ripartiamo con la campagna che abbiamo interrotto, avevamo già le persone convocate, quindi ripristiniamo, daremo comunicazione, magari se la comunicazione arriva oggi pomeriggio, una parte la faremo già domani, ma da dopodomani saremo a regime. Quindi è pressoché immediato. Io glielo chiedevo perché sicuramente ci sarà qualche precauzione in più da prendere per determinati soggetti, per cui da recepire delle nuove regole probabilmente. Noi dal punto di vista organizzativo riprendiamo la campagna che abbiamo interrotto, noi abbiamo dovuto dire alle persone che il giorno dopo non si vaccinava e che la campagna era interrotta, avevamo le persone prenotate, quindi riprenderemo da dove eravamo arrivati e applicheremo tutte le precauzioni ed eventualmente le selezioni che ci vengono prescritte. Quindi potrebbe essere già tra un paio di giorni, dice, se arrivasse adesso. Assolutamente sì. Senta, voi temete il fatto che una buona percentuale di coloro che si erano prenotati non si presenti, no? Vista la psicosi che si è diffusa nei confronti di questo vaccino, perché alcuni stanno pensando, visto che di andare in overbooking, come si dice, cioè di chiamare molta più gente rispetto al normale, proprio prevedendo che ci sarà una grossa percentuale o comunque una certa percentuale che non si presenterà. Ma guarda, noi ci stiamo spostando verso la prenotazione e quindi non è una convocazione che non sai se una persona arriva. Con la prenotazione è la persona che si prenota. Quindi io penso che chi si prenota dovrebbe anche presentarsi. Non è successo qualche volta, per cui grazie. Alda Vanzan. Buongiorno a tutti. Dottor Flor, quindi lei ha detto che per quanto riguarda gli over 80 non chiamate, non telefonate, non prenotate, sarete tutti chiamati, è così? Certamente. Benissimo. Quelli che si erano già prenotati per conto proprio, ovviamente rimangono la prenotazione rimangono prenotati. Benissimo. Se AstraZeneca sarà liberato, sarà utilizzato per gli over 80? Ma vediamo con che prescrizioni viene. Vi ricordo che ha cambiato indicazione 3 volte nel giro di 10 giorni, vediamo cosa arriva con la quarta comunicazione.
vi adeguerete quindi a quello che vi diranno. Se diranno ok, assolutamente sì. lo farete come l'avevate già fatto. Ci chiedono le persone che sono positive, questo è valso soprattutto nelle case di riposo, non possono essere vaccinate per un periodo X, che a un certo punto finisce e poi si vaccinano i nonni nelle case di riposo o altre persone. Ma una persona normale che viene chiamata, come fa a sapere se è positiva? Visto che non gli si fa il tampone. Glielo chiediamo, gli chiediamo se ha fatto un tampone, non è che possiamo tamponare. No, certo, ma se fare uno, il tampone ma uno può dire non lo so, pre-vaccinazione. potrebbe essere Ma ci asintomatico. sono Ma non è un problema. Non è un problema? Non è un problema. Ci sono tante persone che hanno avuto il Covid e si sono vaccinate. No. In prima battuta, quando non sapevamo come andava a finire, i primi che sono corsi a vaccinarsi sono quelli che saranno malati, anche che saranno malati nella prima ondata. A gennaio si sono vaccinati. Quindi se uno risponde non lo so, può farsi tranquillamente il vaccino. Allora, no, ma sì, ma non è una controindicazione, è questo che bisogna chiarire. Il fatto che uno abbia avuto la malattia non è un elemento che può avere un problema di controindicazione alla vaccinazione. Il fatto che ha avuto la malattia consente di chiudere il ciclo vaccinale con una dose. Perché? Perché il contatto con il virus ha già determinato un'immunità presente nell'individuo e il vaccino fa da dose booster. Ma se la persona non sa se ha avuto il contatto e fa 2 dosi, fa 2 dosi booster. Non è che questo induce un elemento negativo, assolutamente no, rafforza l'immunità. Il fatto invece di averla avuto permette di chiudere il ciclo con una sola dose. Perfetto. Non è un problema. Dottoressa, visto che ha il microfono, lei parlava prima dei fragili e fragilissimi. Anche in quel caso si procederà per la fascia d'età? Cioè comincerete dai più vecchi oppure no? Cioè i fragili come li sceglierete? Allora, i fragili che sono contenuti nella tabella... infatti no, poi quella sì, là- è anche comunque all'interno del documento. Si chiama persone estremamente vulnerabili. Sì. È nel piano nazionale. È la tabella del piano nazionale. Sì, sono stati inseriti quelli delle disabilità, comunque la tabella ve la diamo. Ve la diamo oggi e di oggi. Sì, quindi dicevo, quindi nella tabella c'è l'elenco, si comincia con l'elenco? questo e poi si va avanti. No, allora la tabella comprende 2 parti che sono le aree di patologia, le macrocategorie che dicevo prima, che sono delle macrocategorie che includono per esempio la prima dice malattie respiratorie e poi precisa chi all'interno delle malattie respiratorie, ok? Così come dice diabetici, ma non dice tutti i diabetici, dice i diabetici insulino dipendenti e quelli che prendono una terapia orale almeno con 2 compresse, quindi specifica all'interno di ogni macrocategoria chi si intende per soggetto Perfetto. estremamente vulnerabile. Lì Allora- non c'è una differenziazione di età. Benissimo, allora rinnovo la richiesta anche dei colleghi se è possibile avere copia in giornata sia del nuovo piano di salute pubblica sia dell'aggiornamento del piano vaccinale e se avete anche l'aggiornamento, quello che avete fatto, la mappatura delle US, tanto meglio, grazie. Allora io ho iscritto a intervenire Giacomuzzo e poi Prigioni. Buongiorno a tutti. Avevo bisogno di una precisazione per quanto riguarda i familiari delle persone fragilissime, per cui per esempio il malato di fibrosi è stato, diceva, sono stati tutti vaccinati, ma adesso il nuovo piano prevede che i familiari vengano e che i caregiver vengono vaccinati anche questi. Presumibilmente che tipi di tempi ci sono? No, allora, se posso, per quanto riguarda i caregiver e i familiari, è specificato già nella circolare, nel documento del Ministero, dice per quali categorie è prevista. È prevista per tutti i soggetti con disabilità, e questo è scritto. Per quanto riguarda invece le categorie dei soggetti estremamente vulnerabili, non per tutte le categorie, a meno che non ci sia nell'ambito di questa categoria un soggetto che ha un'età per cui non può essere vaccinato. In quel caso vengono vaccinati i genitori. E chi li chiama?
E quando vanno al centro o sono andati al centro, naturalmente questo viene detto dal medico che segue il paziente. Per quanto riguarda poi se non è stato possibile vaccinarlo lì nel centro, va al centro vaccinale di popolazione e naturalmente lì viene vaccinato come convivente o caregiver di un soggetto fragile, non c'è problema. Magari telefona se c'è la disponibilità, chiaramente adesso si presenta, telefona, insomma. Non sono grossi numeri. L'altro timore che si sta diffondendo per quanto riguarda AstraZeneca, lo so che siamo in attesa di risposte ufficiali, ma non so se già può dire qualcosa, l'abbinamento di AstraZeneca con l'utilizzo della pillola. Voi avete già avuto delle indicazioni su questo? Siete in attesa? Nessuna indicazione al momento. E una precisazione ancora che non avevo ben capito per quanto riguarda il contatto stretto. La differenza tra contatto stretto, cioè tra quello che si faceva prima e quello che si fa adesso, se spiega un po' meglio anche che tipo di tracciamento del contatto e che cosa si chiede al positivo. Allora, a ogni soggetto positivo viene chiesto con chi vive, quindi i contatti familiari, le persone con cui vive sono contatti stretti. I contatti lavorativi che sono nello stesso ufficio e con cui la persona passa la maggior parte del proprio tempo, generalmente superiori a 4 ore, vengono considerati contatti stretti. Per quanto riguarda gli altri contatti, che sono quelli che consideriamo, diciamo, occasionali, sono quindi fuori dall'ambiente familiare e fuori dall'ambiente lavorativo, sono, diciamo, delle persone con cui ci siamo soffermati per diversi motivi lavorativi o non lavorativi o familiari che vediamo ogni tanto e che abbiamo visto negli ultimi giorni, anche superiori a 48 ore, perché mentre nella definizione precedente si faceva un'indagine che era gli ultimi contatti, stretto o non strette, nelle ultime 48 ore, per quanto riguarda le varianti si considerano anche i contatti avuti nei giorni precedenti, quindi antecedenti alle 48 ore, se sono significativi anche negli ultimi 14 giorni. Quindi questo significa che allarghiamo l'indagine. Poi chiaramente dipende dal tipo di contatto che viene riferito e dal tempo anche che la persona ha trascorso con il contatto di cui riferisce, per cui la persona viene contattata e o viene messa in isolamento oppure gli viene detto di mantenere la sorveglianza, l'autosorveglianza per verificare se si dovessero insomma manifestare dei sintomi. C'è prima la collega. Allora, Cosa per quanto riguarda sempre quella prima parte che lei ha specificato del test di laboratorio che ha determinate caratteristiche, ma si tratta di nuovi test per cui avete dovuto aggiornare acquisti o sono cose di default che avete già? Abbiamo già. Prigioni, poi di nuovo Vanzani. Buongiorno, una precisazione da parte dell'assessore. Arrivano ancora segnalazioni di persone che non ricevono il certificato dopo la prima dose. Lei l'altro giorno invece disse che L'abbiamo aveva... nella riunione, allora, Grazie. come avevo già confermato, abbiamo dato istruzioni a tutte le USL di emettere il certificato, abbiamo visto anche, ma faremo una ricognizione che mi sembra 32.000 sono stati scaricati dal fascicolo elettronico, perché c'è anche questa possibilità, però stavamo raccogliendo i dati per poi darveli eventualmente più compiuti rispetto a quelli che sono scaricabili e sono già stati scaricati dal fascicolo elettronico. Questa mattina stessa, nella riunione che abbiamo fatto con i DG, abbiamo io personalmente sollecitato e ricordato a tutte le USL che devono emettere il certificato con il numero del lotto, quindi con riferimento, e abbiamo previsto anche il rilascio del certificato in lingua inglese. Grazie. Alda Vanzan voleva intervenire. Sì, grazie per il dottor Flor. Dottor Flor, lei prima ha detto ci stiamo spostando verso la prenotazione, si riferiva al secondo criterio, cioè quello delle classi di età, quindi quando passiamo da quelli un po' quando più passeremo giovani, a quella categoria, vaccini permettendo ovviamente. sì, Ok, sarà molto più semplice e molto più facile anche per loro, insomma. grazie. Allora, grazie. Se non ci sono altre domande, ringraziamo tutti e appuntamento a domani.